Quello che doveva essere un gesto di altruismo stava per trasformarsi in una tragedia per un 57enne di Mogliano Veneto che la notte scorsa si è tuffato in questo canale, il Pianton, in via degli Artiglieri per soccorrere l'amico caduto, forse perché troppo ubriaco. Alla fine entrambi sono stati salvati da un carabiniere. Ma andiamo con ordine. Sono le 2 di notte quando un uomo di Scorzè di 45 anni ruzzola nel piccolo corso d'acqua. Le cause sono in corso di accertamento, certo l'alcol ha avuto un suo ruolo. L'amico, vedendolo in difficoltà, si getta per riportarlo a riva, ma viene improvvisamente colto da malore, forse un arresto cardiaco per lo sforzo eccessivo. Il 45enne veneziano ha una corporatura robusta e trascinarlo fuori dall'acqua è impresa più ardua del previsto. Scatta così l'allarme, sembra da parte di alcune persone che assistono alla scena, e sul posto arriva una pattuglia dei carabinieri di Dosson. Tocca a un militare riportare entrambi a riva. Il più anziano dei due ha la testa sott'acqua e rischia l'annegamento, nonostante in quel tratto di canale si tocchi a terra. Pochi minuti e arriva anche l'ambulanza del SUEM. Il 57enne è stato ricoverato con un codice di media gravità, ma vista la dinamica ha rischiato la vita.